I suvrearzo de su 2019 è un gruppo di pastori che pensa da chi conveni di pruso a chichettare sulla terra invece di lo versare, di lo vendere o di lo agare a caso. Una parte di questo latte che viene ghettato a terra vinza indennanti desa sede, de su consorzio, posa tutela de su pecorino romano. Oggi andiamo a contare in questa puntata di Terra Nostra i test su consorzio, i ruolo tenere e andiamo a fedare vinzas desa crisi de su latte. La chiamo in compagnia del suo presidente del suo consorzio, Salvatore Palitta. Salvatore Palitta, presidente del suo consorzio di tutela del suo pecorino romano. Cominciamo proprio di gusto, vediamo di gusto, i test del suo consorzio e i teagade. Il consorzio è un'associazione di imprese che liberamente hanno fatto una scelta di stare in pari a tutelare il suo marchio, a lo promuovere e a lo difendere sul mercato in tutto il mondo, in questo prodotto e in vendita. Che non nasce di suo consorzio, proviamo a contare un po' di storia. Il suo consorzio ha da giusto quest'anno 40 anni. È stata una storia molto travagliata, hanno incominciato prima la cooperativa, l'industria nobigreiana, poi hanno posto fatto e si sono posto tutto in pare. Ora sono 90% dei produttori sono in su consorzio. Come mai l'industria all'inizio non vi crediano, non pensiano che serviva da un mezzo per tutelare il prodotto che sono matessi a Ghiana? Ma forse pensavano che stare dentro un consorzio e stare a regola che questo consorzio sana stai ad un luogo instrinto e tanto forse in questo avvaso, in questo momento li veniamo meno non stare dentro. E del galugai questa regola li stanno strinta a chi partecipano, in particolare a soci industriali? Ma in generale non piacciono a nessuno, è una mentalità che abbiamo noi. Sì. Andrà bene la regola, si impede anzena, da chi la devono applicare, tutto che pare, come tenere in vita, non andrà bene. A Mornau che su consorzio e finza ci sono numero e tenere esa paragola a tutela. Ite grenarre, ite può dare su consorzio in base a questa paragola e ite non può dare. Ma su consorzio può fare sus compiti che le ha dato sul ministero. Chi sono? Chi sono difendere il suo marchio, lo promuovere, lo tutelare chi sono produttori che rispettano su disciplinare produzione, che sono regole date dai produttori maltesi, approvate dal Ministero e dalla Comunità Europea. Queste regole sono un sistema produttivo che su tempo il monteso e la tradizione la montesa per la produzione su pecorino. Naturalmente non tutto bianco questa regola, chi è più su manica all'alga non avere troppo impiccioso sul rispetto a questa regola, più volte il produttore clicca una soluzione di convenio per l'omissore e questo non andrà bene in una regola che deve essere applicata a tutti i produttori. E questo un po' da fatica manna perché è un impiccio che deve contestare, deve intervenire, deve talvolta penalizzare o sanzionare da chi non viene rispettata. Adel Montovau giustamente su disciplinare chi è questo che su consorzio ha di stabilito come deve essere, come non deve essere questo caso, questo pecorino romano. Itenarada, non ve lo possiamo montovare tutto, ma itenarada questo disciplinare sopra di questo argomento. Ma narada tutto dal fase di produzione, come si coglie sul latte, a suo raffreddamento, poi a sua termizzazione. Tutto la fase del lavoro, la temperatura di cottura, del riscaldamento prima del latte, poi di cottura, poi
poi a base di sosta, di vasatura, di su caso e sa caldaia. E dai due poi a sa pressatura e a sa base di maturazione che comincia in sa camera calda, per poi andare a sa salagione, a sa maturazione, a sa affinamento nei mesi, sono mesi che bigherano, ci sanno. Questo disciplinare, e questo è un argomento che si affronta da me dar borta, e tenere da sopra della sardità del suo prodotto, e sopra del fatto che si serve che sia una sarda, se sia una paschina di sardina, non qualche cosa in merito? No, no, è uno degli aspetti che scada su disciplinare che non ha da stabilito da che nasce su consorzio, da che nasce su disciplinare, che alle fine sa razza che viene utile, abilitata a fare questo latte, proprio a fare questo caso, che vedi sa dopo pecorino romano. E questo è un vecchio manno che non è facile da voi da correggere, che ogni cosa che andate a correggere in questo disciplinare ha bisogno di una maggioranza dei 2/3. Che il manna è che è difficile da cogliere. Che una gusto non può proporre questa modifica del suo disciplinare. Noi abbiamo sperato un anno e mezzo fa, pariamo tutto un coldo, ma poi questa maggioranza non l'abbiamo accattata e queriamo includere questa razza, che viene stata individuata da chi è stato costituito, da chi è stato approvato sul disciplinare, che vi sarà razza salda, sarà razza vissana, sopravvissana, che noi siamo su un territorio ampio, non è solo su Sardegna, e su Lazio, sulla provincia di Grosseto, siamo a Sese, però non è indicata questa razza, ma non è iscritta sul disciplinare. E questo è stato un vecchio anno, allora che scomo di essere una cosa facile, però bisogna questa approvazione, una cosa facile che si razza al fine già indicata, non abbiamo nulla da inventare. Ma non è una misura urgente a dare e a ponere su disciplinare dettagli legati a sardità di questo prodotto che è importante per l'economia della Sardegna? Ma al di là della saldità, secondo me è importante però fare in maniera che la storia di questo prodotto sia conservata e sia utilizzata come un traguardo fondamentale, che è questo tipo di latte, che è questo tipo di veghe, non vi può essere dopo. Per me sono convinta appieno, tant'è che va provato all'inserire su disciplinare, ma non ha pagato questa maggioranza che queria. Queria poi fare attere al 2 o 3 tipologie di caso che servono a arricchire questo caso rispetto ai suoi consumatori che sono più evoluti, non più un caso meda salito come testa la storia di questo caso, ma un caso più amabile che ha una salinità più bassa e che può essere fino identificato come un caso che può durare come stagionatura e su tempo, oppure un caso di montagna, differenziare questi particolari che creano referenza a noi sul mercato e sono un elemento, parere mio, che non aiutano a crescere. Abbiamo fatto del consorzio, della storia, del Gandernaschio e stiamo cominciando a fare del pecorino romano. Non tutti rischino il tipo di caso essere sul pecorino romano, come ora Dernau è un caso salio, abbiamo provato a cambiare il scusto, però abbiamo a contare pochi non dischidi il test sul pecorino romano, quando nasce di evoluzione attento e come il mercato accattata. Ma è un caso che è nascito quantità che cominciano a essere importanti alla fine del 1800. Il venne in Sardegna per merito del cacciaro romano, ma venne a degustoso di sa Basilicata, che sono i primi che hanno aperto un caseificio in Macumere.
e gustos in Sardegna che sono stati incaricati a cattare latte e manodopera che costa a pago e un luogo ventilato per asciuttare in questo caso. E me l'ha contato dai pago uno dei gustos eredes e mi ha dato sul manno mio minaraiana che sono stati incaricati a vendere in Sardegna, che in Sardegna bandaiamo dai Ponza a fare che non paghi commercio. E si incarica vidi controllate, si ballatte, chi si porta da utilizzare o va in questo caso romano. E tanto tu che dai Cagliari fino a arrivare a Maccomera, che su maestrale battia bene, e non è ideale, però asciuttare su caso. Poi le analisi che fattiamo sul latte più baratto, la manodopera ancora più baratta, questo è il luogo ideale per fare su caso. E pare di un'ironia della sorte, ma questa cosa poi non la mulgitta come una maledizione nel tempo. E te renare che sul latte sta barrao baratto come te da comienzo di questa storia? È stata una storia in noi sul latte più baratto per tanto di anni. E noi fineo faccia caso su coile e poi una sanno andiamo su caso e fidi sempre una maniera per mantenere sa vita della sua famiglia in una maniera agiata, però vi sempre quasi un colpo di fortuna se riusciamo a girare su chi abbiamo sposto per il fare. E questa storia sta andata avanti però di chi alde anni, poi a questa guerra hanno cominciato a nascere le prime imprese importanti e cominciano a si cooperare e sul pastore sono a vendere sulle industrie. Albia lo indiano bene, spesso lo indiano male, o spesso vivi la crisi, hanno un ciclo quasi predestinato di ogni anno ad una crisi, poi fino a tempo nostro questo episodio si ripetono in più frequenza e in questa maniera ha affiancato tutto il sistema fino a che va tempo di recuperare le aziende in qualche maniera vivono in una pezza, ma da chi sul tempo sono gonzoso da un anno a sattere una crisi, la difficoltà del manna. E ora a parere mio tutto questo sistema funziona male, che da troppo tempo che non ha reddito adeguato. Dunque, si riconosce il fatto che questa crisi come che siamo arrivati alla Montovare, siamo partiti a larga, che abbiamo montato su consorzio, ma di fatti uno dei argomenti più recenti che teniamo, finché si è una storia che tiene da Raghina in età media, stiamo parlando della crisi del latte, una crisi del prezzo del latte che forse si tiene da ragione è una maledizione, oppure forse sul sistema che è cambiato, l'ha messo come. Il sistema che è cambiato a sconca, Leonardo. È un fatto che noi non giochiamo come te saldo, che abbiamo su paga disponibilità da non sponnere in pare. Siamo su media individualista, ognuno pensa che sa roba è domo sua e sa mezzo e si la potete governare o valorizzare in domo sua. Però tutto questo funziona a pago, o forse ha funzionato in altro tempo. Però Erborio Vinza sa che quando va da crisi e ne che se questa che se venini posta sopra di questo argomento in un vecinare da chi sardo, sono pastori che adesso siamo fedande, non sono capaci di unire e di si porre parisi, però poi a fine del sconto è sempre questo pastore che hanno fatto manno, paga gente, che ho la possibilità di gestire questo sistema che stiamo montando. Ma io ho sempre dato una cosa, bisogna essere pastori
che sono stati abili o vispaguabili in cooperativa e abbiamo tanti esempi in Sardegna di cooperative che sul latte in una media di anni l'hanno pagato fino a bene, però questo non vuol dire che su pastori sta bene. Se dobbiamo spiegare la crisi del latte in paga sparacula, se finza spoglie non bilalischidi, potremmo narrare che a fare 1 litro di latte bighere di 8 denari, 8 centesimi. Questo che si balanza da questo litro di latte non corruzza da manco ginare i serbi di poluagere. Questa può essere la crisi spiegata in paga sparacula. No, sapete cosa è? Chi va con questo litro di latte e però lui ripagare questo costo, ripone il fine a sos premi comunitari, a questo punto un'azienda gli viene più facile a non produrre e a si le sos premi che a rimettere calesia di entrata a gada, compreso sos premi. E tanto torniamo a questa questione della responsabilità, se mi siete rispondendo voi. Tanto, se la responsabilità è anche andata a distribuire solo sopra del fatto che sono sardo, se sono pastore sardo non si riescono a unire, non si riescono a imponere in cooperativa, non sono bravi imprenditori, o va da responsabilità di sprosinarto? Ma io non una cosa, io non ho mai cercato la politica come responsabile, sì, una tanta specca, però pensare che la politica possa essere imprenditore è un obigreo. Io penso che se io produco un bene, lo produco solo io pastore saldo, ho in mano un bene che tutti impare fa andare un'economia. Questo bene io lo devo valorizzare, so che su pastore che non lo valorizza, io da che intendo non mi lo pagano, non mi hanno dato, non mi hanno riconosciuto, io so proprietario di questo bene ma non riesco manco a quanto mi lo pagano, mi viene di un dolore coro che non bene. Voi avete una frase meta significativa che vorbenite addirittura un male a sucoro quando intendite se sono pastore, se non di certe affermazioni. Io faccio un atto tribale, in questo caso sono una giornalista, non mi espongo mai a narrare di considerazione, mi limito a fare domande, però in questo caso specifico vi scherzo dare una considerazione che ne posso una domanda. A me insomma l'assicuro, mi venite si penso che se le aziende di questo pastore non riescono a crescere, che non tengono orza. Però le industrie casearie diventano sempre più umane, sempre più ricche, tant'è che andano a cercare vince oltre frontiera, base se può che caso. E dunque scherzo comprendere, sul problema di questa instabilità, di questa differenza come manna, è sempre di sopra di soprattutto che i suoi pastori non si rischiano a unire? Ma parere mio, questa storia che vi discontende oggi è forse una storia essa. Con l'ultimo decennio questo mondo è cambiato molto. E considero sull'intero settore un settore in crisi a tutti i livelli. A Morfedda un po' di crisi. E sicuramente si chiede a fare dei consorzi, si chiede a montare in parte che tra le cose che potete avere su consorzio vi è la promozione del caso romano, del pecorino romano. In che maniera si adopera su consorzio, poi la promozione, in che maniera si è stata operata a come che ha fatto? Ma andiamo schifo, anno non ha fatto qualche nulla, che ha pagato la disponibilità adesso. E forse condividi questa idea, manna. Dai 3 anni a quest'ala abbiamo cominciato a fare attività promozionali
collaborando con altri consorzi nazionali. L'abbiamo fatta che si specchia e che si asiago in America e in Canada, che ha funzionato abbastanza bene, come è finita. Poi abbiamo fatto un'altra attività, cominciato un'altra attività su Pecorino Sardo e su Fiore Saldo, finanziata dalla Regione Sardegna. In l'attività è in corso, siamo nel secondo anno, cominciamo su Delzu e abbiamo fatto attività interessanti in America, il tipo di attività sono, pensa si può comprendere come in Europa poi... e in Italia. Ma la cosa più importante che abbiamo fatto è che questo obiettivo nostro, che è questo di promuovere il prodotto su caso romano nei punti vendita. Il market più importante, se noi in questo caso è il consumato, o in mezzo se noi in questo caso è il vendito. Abbiamo sperimentato una cosa, abbiamo fino fatto un studio prima, e noi abbiamo consumato in questo caso, noi abbiamo consumato, che so, in tutta Italia o in tutta America, ma in zone ben circoscritte. In noi bada la tradizione della cucina a base di caso romano. Questo è un meccanismo che non abbiamo inventato noi, l'hanno già fatto prima a noi, sono altre cose più importanti e funziona da che la prima risposta è questo, dopo questa attività. Quando tu fai un'attività generalista a tutto, sa che questo è paga nulla, soprattutto o in televisione funziona a paga nulla. Addirittura abbiamo esempio, se noi in questo momento in questa campagna promozionale sono diminuite le vendite. È una maniera che non funziona più. Il consumatore ha bisogno di toccare in mano prima di comprare e noi lo facciamo toccare e assaggiare. Però, vabbè, intanto magari poi non chiediamo in questa sede per dare delle cifre, però no, schimmo so chi non sono bando minore, bando no. Della promozione, in questo caso sono destinati sul consorzio del Pecorino Romano e dunque appare di strano che magari non si ha che nuda, se non costo di non si discontante, può aggressire un pago sul Pecorino Romano di questa specie di ghetto che tende ad essere solo un caso frattao. O solo un caso che si tratta? Ma forse sì, non scherzo per dire, non è che mancare questa promozione, sta vero che ha desatti studi, sta vero che mancare ad espessare che essere di strada prorzusta, ma non è che mancare questa promozione o mancata o erballata può essere un altro tassello di questa crisi che mormontavamo prima? No, bisogna conoscere bene sul mercato. In America noi siamo arrivati a vendere fino a 220.000 quintali, tutto a rattare. Tutta l'industria. Als americani una DOP, completamente da frattare. Da frattare, tutto questo stato questa storia. O è che in queste attività, su mesi di su che andiamo in America, ma oltre su mesi, abbiamo fatto un conto su 60% si ende su bancone della distribuzione. Che è mai canto del produttore e noi abbiamo visto un esempio, fa che in un caso che si presta bene fino all'umanicare tal quale, come tenere soso americano puro, che non essere miscelato e che non essere rattato. E lo consumini sempre di più sul giovane che viene da una tradizione familiare che ha un'origine italiana, che ha sempre questa tradizione bagattiamo sul caso di provenienza dai latte del vechino. Non sono casi che si hanno facilmente in questo mondo. Caso strano, noi da andiamo abbiamo mappato i nostri consumi e abbiamo adattato sempre sugli immigrati. Andiamo in Germania, l'abbiamo fatta venire in Germania, ma l'abbiamo fatta in Francia,
e uno vago fino a Gran Bretagna, abbiamo sempre gattato sugli immigrati, in una vivissa concentrazione del suo massimo consumo. Questo per narrare è che è un prodotto meta etnico, meta legato a questa tradizione della cucina di questa gente che poi è andata dall'Italia a spalti in mezzo mondo. E poi abbiamo sul caso del Giappone. Noi siccome abbiamo leato un finanziamento, poi non l'hanno comunicato ufficialmente, di 1 milione di euro. I soldati del due abbiamo speso 2 milioni e battono e altro 4 milioni è in corso per altri 2 anni. E questo sul Giappone l'abbiamo fatto che abbiamo visto che ha un interesse manno al suo consumo e ha una crescita meda ona. E noi siamo indotti a fare che abbiamo scoperto che meda della cucina giapponese vale giapponese, meda della cucina in Giappone vale l'uso del suo caso romano. Cabada battomizze che in un ristorante che vale solo cucina italiana e altro battomizze che in che vale su manco una ricetta. Ma io le persone posso testimoniare che ho incontrato l'ultima fiera che abbiamo fatto sul manno di questa catena dei ristoranti che sulla zona urbana di Tokyo hanno aperto il de 900 trattoria romanas e fanno solo cucina romana. Così per rimanere questo che appare di strano che poi mi rispondete a questa domanda in uve se disaghinde come se disaghinde questa promozione e la siamo disaghinde in certo luogo in uve si consuma da zai o in uve abbiamo scoperto che vi este via de migrao, o vada motivo o poi te potete tenere atterraggio, però la promozione non si ha che di nuove non si consumata. Questa non è promozione, è solo incentivare un mercato che già esiste. Questa promozione invece che era da abbattere un prodotto in cui non si consumante. Stiamo parlando di una DOP che viene solo frattata, invece deve essere una DOP che deve essere connota di sospruso e sospruso deve essere incentivato a mandigare. E se questa cosa la deve dare qualcuno, forse si è su consorzio. Questo già è vero, però da chi due asa non ordinari meta, perché è vero che e vincere di questo non ne potremmo stiamo aspettare. investendo i suggire battoranno, no, quindi diventa 6 anni, diventano 7 milioni e mezzo di euro. Noi su una nocciolina, noi che siamo un consorzio umano, siamo mediamente il quinto consorzio in Italia. Però quando non ha risorse al meta che il caldello a valorizzare insomma in zona maniera. E la prima cosa che io ho preteso è la prima cosa noi dobbiamo posizionare questo caso in un mercato diverso da questo industriale, che è un mercato che non batte il reddito, è un mercato che grazie a chiunque non può sostituire. Che ho fatto un caso salito da latte acchino e su gioco il fatto, bimondo già quelle zone e ha fatto la sostituzione. E tanto sul primo travaglio umano l'abbiamo fatto a riposizionare questo caso a su manco sul scaffale della bottega. Torniamo a fare però come dobbiamo un attimo tornare a seguito che dobbiamo fare di un motivo poi te o canno su de consorzio in data quel meta e se capitata qualche cosa in frearzo che si siete diversa da tutti i altri anni a un certo punto qualcuno vos ha puntato su podiche e vos ha vintrato due spuru la responsabilità del finza sa prosta stiamo parlando di un periodo storico in cui sono pastori a preferire invece di che versare sul latte della graccaso dello vendere di si sia hanno preferito quello che stare a terra. Vos hanno puntato su podiche pensa a voi sì? Io il non vuol dire. Ma è una roba che è giusto che si siano visto che esiste un consorzio. Che a 40 anni e per 37 anni non ne si sta visto. E io penso che sia positivo questo. Che hanno scoperto, e ne uno prima di schiata, quanto al viso a produzione, quale latte e quanto latte ne ha utilizzato per provare questo prodotto,
Canto si intende che noi in questo anno abbiamo fatto tanto di questi studi e lo abbiamo reso pubblico, cosa che non fu mai pubblica. E sul momento che lo abbiamo fatto conoscere sul mondo, a sono interessati, a chi ha interesse diretto a questo prodotto, hanno scoperto che si deve fare tanti quintali, che si deve fare di bios, abbia il bios, abbia su giusto. E bicchiere tanto latte e questa economia salda pesa in maniera rilevante che abbiamo il video che sono 70% sul latte che viene in cui i suoi caseifici che vanno in casa romano e voi sono corsi che vanno sul mercato sul latte. Tanto, da chi scopre in tutto questo e giustamente questo conta. Può essere una maniera per non dare forza a vendere a valorizzare meno sul latte. Chi è una persona abbastanza legittima a passare, poi però può ottenere gustoso un valore mezzo del sul latte, una mezzo collocazione del sul latte, come ti viene prima, avendo questo latte deve essere organizzata, non può essere fatta come tenere spesso in solitario. Uno dei suoi argomenti di Occanno, proprio dopo Vrearzo, è stato va troppo caso, non va a caso. Non si comprende questa crisi si è dipesa vero del fatto che vi sia di stetta troppa produzione del pecorino romano o che sia un altro motivo. Qual è la verità? Bindata sovrapproduzione, bisogna eccedenza, ergalo sul caso deve dare dei inari da investire in caso di destinare a sospovero o stiamo parlando di nulla? Ma è dinare una cosa, questo è un sistema fragile. Apponato prima, che siamo in troppo a nos occupare di questa materia, ma poi a fare un reddito in abbasso. Non vale meda come te, peso economico, però influenza da meda sul risultato di decina al migliaia di famiglie. E da che siamo in troppo a avere in mano, a offrire sul mercato, non bicchiere meda per lo mandare in difficoltà. Perché basta pago schili offerti in più, le canto un derezzi sul mercato per creare sul ribasso immediato. Se poi poniamo in conto che noi siamo stati scappati dai studi che ha fatto su consorzi prima e unischi accanto su negozio da tutta oggi. Da abbiamo fatto su studio e abbiamo dimostrato che questo è un mercato stabile, cresce, ma cresce come tutto sul mercato, sono in una percentuale di 1, di 2, di 3% al massimo, invece abbiamo stabilito che sul livello ideale per lo pagare, per lo vendere bene, mezzo sono 240 quintali, e se avveniente abbiamo fatto 340, che i chili in più l'abbiamo fatto. E da chi ma come? In sul magazzino binda a caso o non bindata? E da che abbiamo fatto tanto, abbiamo gitto su pregio devo andare fino a sotto costo. A questo punto tale che questa scatena questa distribuzione hanno fatto questa al ribasso, svilendo a suo massimo sul prodotto. Abbiamo spedito noi su Parmigiano Reggiano un intervento sul governo contro questo di Peasta, ma solo come si abbizzano che sono un problema importante. E io mi auguro che sull'Unione Europea stabilire una legge contro questo tipo di pratiche, che sono pratiche sleali. E fionende a questo basso prezzo, sul caso che non avessi più tanto, normalmente che dessero. E abbiamo dal Veneto sul ministro a Cagliari, abbiamo nato presentando questa situazione sul ministro
da gennaio a settembre abbiamo venduto 80.000 quintali in più di canto di erzia sul mercato. Una volta è stato trascinato da sopra su bascio, che ha preso il bascio, le industrie andavano in incetta, ma non le industrie salda, almeno, grandi industrie americane che vanno sul grattugiato. Poi un'altra volta che il vestita su dimore soldazios, prima che la ogo e prima mi salvo dai soldazios, e poi l'altro elemento che va a muovere sul consumo è quando su precio cresce, sono acquirenti, soprattutto in un caso a lunga stagionatura, che deve comprare un vago in più per andare disponibile in un'idea che poi cresca. Tutto questo ha fatto in maniera che quasi tutte le giacenze che abbiamo in più, che vini 90, 100.000 quintali, che sono vestiti. O abbiamo il caso del 2019 e un vago del 2018 che non scoperti su va bisogno fino a agosto del 2020, che è una cosa normale e naturale che poi in su mese di lampade abbiamo su gas nuovo che si può vendere, quindi quasi sul due periodi si avvicina. Su gasoletto mi copri fino a giugno, fino a agosto, e a lampada sempre su gas nuovo. In un periodo di tempo vicino, questo per che siamo quasi a suo equilibrio perfetto del suo mercato. Abbiamo fatto un meta di gas e finza di gas che vesti in pruso. Si è fatto vinta di latte in pruso. E una timmessa che vi è che sul latte in pruso che possa essere lasciato in terra. Sopra di questo te non si può narrare. Ma io, come interposto sul sistema saldo, in un baddo che mi azienda è difficile che su pastore saldo si fa carico di gestire sul latte. Troppe aziende. E io ho incontrato su consorzio Conte di Safranza, che sono consorzio di un anno, e io so le ritirano solo una quantità di proiettare, punto. Su che bel devioso si l'arrangia su pastore. E io in questa maniera controllano giusto sul latte che gli serve per fare sa dopo. E ora lo pagano a prezzo molto bene recuperato. In 9 una regione sul genere è meda difficile, prima che non siamo su meda disponibili a accettare regole rigide, essendo le nostre, sia pastore che caseificio. Abbiamo visto su piano, una fin di accordo fino su punto A, per non toccare sui interessi aziendali, ma se che su un piano che funziona, tutto bisogna lasciare qualche cosa. In questo momento che vi tutto deve lasciare qualche cosa, a parola siamo di accordo, ma poi in sa sostanza di accordo non ben data. E noi abbiamo un compito importante di gestire questa dopo, ma diventiamo bravi se riusciamo a gestire sul latte. Che, come abbiamo visto, in 1 litro oggi da che litro di latte che entra in caseificio 7 diventa a caso romano. Che sia in media così è pago sul latte, sempre questa regola di 11 caseificio, in media in tutta la Sardegna. Dando questa regola che tutti sono andati ed è su regione che hanno tutti sono dopo in Italia e in Francia in particolare, in una sostanza di organizzazione del Saldopo controlliamo solo il latte. In noi riusciamo a fare, riusciamo a ottenere il risultato fino a buono. In noi su tempo che vive a volte spesso bene, a volte lo paghiamo. Noi vi ringraziamo per nos aver dato disponibilità per questa intervista
Gli schimoschi non sono in questo tempo un argomento facile da trattare, però terra nostra deve contare tutto, su bello tempo e su malo tempo. E dunque pensa a questa parte di contare che una parte dell'economia sarda è proprio sopra di questo argomento e dunque di dovere nostro andare ma torniamo a bornare grazie che nos ha concesso questa intervista e che nos ha contato parte, ha risposto a parte di questa domanda a chi ne ottenere risposta in questo tempo. Grazie per noi. Grazie a voi, sì, aggiungo una cosa sola, per uno che ha un ruolo come il mio, forse è più facile contare cose belle e accontentare a tutti di narrare la verità fino in fondo, questa cosa che a volte non mi spiace, o non sempre non mi spiace. Ringraziamo a chi è seguendo a Terra Nostra, sicuramente questa puntata pure ad aggradare a metà gente che nos seguite. Grazie Salvatore Palitta. Grazie.